sul palco, così vi prendete un applauso ciascuno, va bene? Assolutamente, veloci, cominciando da Giuseppe Agostino, difensore classe 1992. Forza, forza a questi applausi. Nicola Agostino, centrocampista, classe 1992. L'esperienza di Giuseppe Ali, difensore classe 1977. Esperienza ancora un po' minore, Nicola Andriano, classe 1983, centrocampista. Andriano di buon passo, un applauso anche per lui, forza ragazzi. Signori e signore, perché adesso tocca a Edoardo Artieri, classe 93, centrocampista anche lui. Solo di un anno più grande, Roberto Bova, classe 92, difensore. Pasquale Bruzzese, portiere, classe 93. Caracciolo Tommaso, classe 91, centrocampista. Raffaele Cortale, centrocampista, classe 94. Mario Crea, classe 83, centrocampista. Un po' di applausi, dai, un po' di incoraggiamento, Parte da qui, la loro avventura. Moreno Crea, classe 92, centrocampista anche lui. Ah, questo me lo dico io per forza, il mio cugino. Fanelli Daniele, classe 91, centrocampista. Mario Foti, attaccante, classe 1990. Antonio Fuda, classe 94, centrocampista. Fatevi spazio ragazzi, anzi, venite verso avanti, verso avanti. Avanti. Avanti, avanti, non state sul fondo. Avanti, anzi accendiamo diamo un po' di luce. Eccolo qua, così possiamo ammirare e incoraggiare. Siamo rimasti a Fudantonio. Sì, allora tocca a Simone Galluzzo, attaccante classe 85. Lo segue Nicola Gargano, classe 92, centrocampista. Veloci ragazzi, qui cominciate gli allenamenti, da poco c'è la settimana, Giuseppe Gelasce, difensore classe 88. Difensore. Giusto? Fabio Gervasi, classe 90, centrocampista. Eccolo qua, Gervasi, adesso Mario Lozisano, classe 87, ruolo? Centrocampista. Alex Lombardo, classe 94, difensore, che però non è qui. Vabbè, l'abbiamo ricordato perché anche lui fa parte del gruppo dopo Alex Pasquale Luca, difensore classe 88. Lo segue Matteo Mazzone, classe 88, difensore. E ancora un Mazzone Lorenzo, però attaccante classe 91. Ofelisano Simone, classe 87, attaccante. Se vi fate spazio magari non rischiamo che qualcuno sta dietro. Ok, fate un bell'arco. Bravi. Magari tra un po' qualcuno si accoscia come per le foto di rito, perché... Tocca a Mazzone Lorenzo, fatto, perché qui davanti a me tu sei Lorenzo Mazzone. No, abbiamo anche Simone Ofelisano, Matteo Palermo, attaccante classe 94. Panetta Cristian, classe 94, attaccante, ed è il più giovane del gruppo. Assolutamente sì, e allora tocca al più anziano, che è Giuseppe Panetta, difensore classe 77. Pardon, esperto, dai. Padrinello Giuseppe, classe 86, centrocampista. 87 la classe, portiere in ruolo per Andrea Romeo, eccolo qua. Ma chissà se era lui il passo che diceva prima che sei bene, Ah, tu sei a posto, se l'hai confermato tu siamo a posto. Sei nato Giuseppe, classe 77, centrocampista, anche qui abbiamo un veterano. Eccolo qua, nel doppio impiego sia dell'allenatore giovanile, diciamo così, che di giocatore. Di giocatore, esatto. E adesso Antonio Satta, la classe 1987, centrocampista anche lui. Vita Danilo, classe 1990, centrocampista. Alessandro Zannino, classe 76, attaccante, che non è fisicamente presente ma è in rosa. E qui abbiamo una persona importante, Zannino Nicola, classe 1985, attaccante, ha giocato nella Regina e nella Primavera della Juve. Aspetta, vieni qua vicino al Matteo. Facciamo un applauso a tutti! Un applauso caloroso, forza! Forte! Come fosse allo stadio! Per la rosa dell'US Gioiosa! Vedi? Abbiamo scaldato le mani. Come hai visto uno sbalzo, hai visto una cosa particolare? Come ti sei sentito venire a Gioiosa?
Va bene, a quanto sembra di essere a Reggio di nuovo, nella regina, sempre una squadra di Serie A. E il mister com'è? Il mister lo conosco, del mio paese. Conoscevi già? Sì, sì. Com'è, ti bastona? No, per adesso ancora non abbiamo iniziato, poi vedremo. Ok, allora, grazie a te e adesso... Aspetta, Dimmi. chiedili se è più forte di testa, che ne so, la sua specialità. Vai, la tua specialità. Questa no, per i capelli, se no si rovinano. Oh, ma che dici? No, diciamo tecnicamente sono abbastanza Completi. Anche lui di poche parole, sti giocatori non Ma parlano. l'importante è che la butta dentro, che se ne frega, sicuramente. scusa, Mi raccomando. Ok. A proposito di uno che scherzi, mi raccomando, io cercherò di fare del mio meglio, come penso di aver fatto anche l'anno scorso. Bene, speriamo di... Quanti gol hai incassato? Parecchi, però abbiamo raggiunto la salvezza. E quindi hai dato il tuo contributo alla salvezza, da cui si parte con obiettivi nuovi però, no? Sì, sicuramente vogliamo arrivare nei primi posti, speriamo di raggiungere questi traguardi. Ragazzi, quanto è importante la pazzia di quest'uomo all'interno del gruppo? Cioè, ma ci fa o c'è proprio così? È proprio così. Un bel applauso al portiere dell'US Gioiosa. Poi andiamo a fare anche qualche serata di cabaret quando non ti devi allenare, Vieni più avanti qua. Non sei pazzo come portiere? No, assolutamente no. Anche perché ci devi pensare tu a, come dire, a proteggere la saracinesca. Sì, giovani. Tu sei magliato. Certo, molti giovani, esperti come puoi peggiorare. Quindi sei pronto a fare da chioccia? Sì. Sono pronto. No, anzi, qualcosa hai detto, a parte gli scherzi, in bocca al lupo. Siete importanti voi, vabbè, prendiamo sempre gli anziani, gli esperti. Siamo di Gioiosa, cerchiamo di rendere il gruppo più coeso e unito, diciamo. Quanto è importante il tifo? Molto. Ci devono, diciamo, il pubblico deve venire allo stadio e starci vicino. Quindi un invito da un anziano della squadra, da un classe 77, voi promettete il massimo impegno per una grande stagione? Sì, il massimo impegno è sempre Forza Gioiosa. Forza Gioiosa, e quindi voi dagli con l'impegno a sostenere questa squadra. Grazie.